Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Geografie 2022, quando i punti cardinali si incontrano tra loro, tra tante iniziative, uno spettacolo tutto da seguire, come ci conferma il sindaco Anna Maria Cesini. Ha un'iniziativa che in questi anni ci ha dato veramente tante soddisfazioni, che quest'anno è ulteriormente cresciuta, apre in primavera ai Festival del Friuli Venezia Giulia, il primo, ci sentiamo una grande responsabilità, ma anche una grande soddisfazione. La presenza veramente importante alla conferenza stampa di oggi dimostra che c'è un grande interesse, come anche il fatto che le città che ci hanno voluto per far raccontare quello che sarà il programma di quest'anno dimostrano di come siamo cresciuti e dell'importanza di questo festival. Devo dire che sono riconfermati in toto logicamente tutti gli attori importanti che lo hanno reso quello che sta diventando. Nasce in maniera molto semplice dall'intuizione di Roberto Kovacs, con cui mi sono trovata una domenica a mangiare qualche cosa così in maniera casuale, e le intuizioni delle persone brave, delle persone che hanno la passione vanno colte, e siamo riusciti a costruire questo evento meraviglioso che adesso non è fatto soltanto del racconto degli autori importantissimi che saranno anche quest'anno presenti, ma anche di musica, di teatro, che è fatto di passeggiate per capire che cos'è Monfalcone, che cos'è stato e che cosa sarà. Ecco, quindi siamo veramente entusiasti e siamo in partenza, tra l'altro con una grandissima novità quest'anno, che è rappresentata dalla serata, dalla notte del 1° aprile, in cui ci troveremo qui con l'associazione dei geografi a vivere un'esperienza con Geonite veramente molto bella, direi, preziosa. Festival letterario di Monfalcone sì, ma grazie alla regia di Pordenone Legge, come ci conferma il direttore Gianmario Villalta. La novità saliente è che entriamo a far parte della giornata internazionale della geografia e collaboriamo con le 2 maggiori associazioni dei geografi italiani, cioè portiamo i professionisti, gli studiosi professionisti di geografia a far parte, diciamo, integrale del festival e insieme con loro anche tanti importanti eventi che guardano ai luoghi e guardano alla storia dei luoghi in maniera, diciamo, scientifica o in maniera, diciamo, professionalmente evocata alla geografia, ma accanto a questo abbiamo anche tanti eventi che riguardano il territorio, tanti eventi che nascono proprio dalla partecipazione delle associazioni e dalle idee del comitato scientifico. Siamo tra, diciamo, lo studio molto serio e approfondito, però anche verso il pop, verso appuntamenti forse, spero, veramente attesi anche da un pubblico più grande. Adesso noi abbiamo il programma, insomma, che si può, diciamo, consultare, troveremo dei grandi nomi, insomma, in questo, e dei nomi importanti, ma è anche un suggerimento quello di vedere volta per volta gli appuntamenti, perché ognuno è stato pensato per una riflessione, per una sorpresa. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.